vecchio ha poteri quasi sovrani. È una vita ancora primitiva, ferma nel tempo, limitata nei suoi sviluppi. Una vita della quale presto un giovane può stancarsi. Un giorno, infatti, il nostro Hassan venne in... Questa dei nomadi è una vita che pochi conoscono. È difficile localizzare nella boscaglia i villaggi, formati di piccole capanne mobili che quasi giornalmente vengono spostate per seguire il bestiame al pascolo. È difficile penetrare nella intimità degli agricoltori. Gli avvenimenti a noi avversi facevano pensare che l'Italia non sarebbe più tornata in Somalia e Hassan, piuttosto che adattarsi a collusioni con gli occupanti, preferì rimanere tra la sua gente, tra i pastori, anche se la vita ai margini della città, nella sconfinata le possibilità economiche sono assai scarse. Basta osservare il mercatino indigeno, dove salvo l'abbondanza di bestiame, il resto è cianfrusaglie inutili e di poco conto. Ma nel 50 avvenne qualcosa di nuovo. L'Italia, che aveva perduto la guerra e che era stata privata delle colonie, fu ritenuta tuttavia la nazione più qualificata ad assumere l'amministrazione fiduciaria della Somalia per un periodo di 10 anni, cioè fino a quando lo Stato somalo fosse in grado di autogovernarsi. Il nostro Hassan naturalmente fu tra i primi a indossare la vecchia divisa, quando l'amministrazione italiana, tra le altre iniziative di potenziamento della Somalia, ricostituì i battaglioni delle truppe indigene. Forse il padre di Hassan avrebbe preferito che egli frequentasse la scuola coranica che ha sede nella vecchia moschea di Bardera. Una scuola famosa in tutta l'Africa orientale, dove sotto la guida di celebri santoni si studia e si interpreta il testo di Maometto. Indubbiamente la vita del santone è più serena e in certi casi è anche meglio remunerata, ma non è la vita che può piacere a Hassan. L'ex Ascari preferisce le lunghe e spesso faticose esercitazioni nella boscaglia. Preferisce la vita del fortino e del campo famiglie, questa singolare istituzione per le truppe di colore, dove la moglie coi figli seguono il marito, al quale viene assegnata una piccola casa vicino al fortino. Questa è la vita di Hassan Mohammed Ali.